dedicato alla diffusione della pratica musicale, è nato come evento per la musica amatoriale, lo è ancora, ma è chiaro che non esiste musica amatoriale, come non esiste quella professionale, se non si inizia da piccoli e se non si inizia a amare la musica fin da giovani. Il messaggio è: la musica è per tutti.
Una casa di notte, tra albero e cespuglio, una finestra dal tenue bagliore, ed in una stanza impercettibile se ne stava un flautista e modulava. Era una popolare melodia, benigna fluttuava nella notte, come fosse la patria ogni paese, come fosse compiuto ogni cammino. Nel suo respiro si faceva chiaro tutto l'arcano senso della vita e di buon grado si affidava il cuore ed ogni tempo era un presente. certificazione 6 anni fa e non solo perché mi ha stimolato di più a studiare, ma anche perché il programma ricopre tutte le categorie che servono nella musica, quindi non solo suonare, ma anche per esempio la teoria e anche parlare dei termini in inglese. Io ho fatto 3 volte di tromba, ma anche di pianoforte, e mi è stato molto utile perché ad esempio in certi conservatori come quello dove voglio andare il prossimo anno ti chiedono una certificazione musicale e quindi mi hanno accettato, grazie a tutti. Posso chiedere dove andrai? Perché ti chiedono questa certificazione? Sì, vado, se tutto va bene, a Londra, al conservatorio. Allora tanti auguri, complimenti.
de milonga. Il musicista si diverte